industriale, i colleghi Luca Caniello della Paus, con i collaboratori Dario Ferrini, Francesca Caruso in particolare, ma sono molti altri che non ci stavano oggettivamente nello spazio. Quello di cui voglio parlare si può riassumere nell'idea che le decisioni che prendiamo intorno al sistema regolare veneziano, al porto, come in tutti i beni comuni, debbano essere informate dalla conoscenza scientifico-tecnica. Questo è un punto di partenza che io credo sia importante e non scontato, per niente scontato, come avremo modo anche di illustrare, come avremo modo di discutere nelle slide che seguono. Ma questo, se vogliamo, in estrema sintesi, è il messaggio che io spero possa passare da quello che farò.